Boario. Presenta Enrico Montesano in Felice Allegria. Eccomi! Arrivo adesso dal Palazzo dello Sport. Comandata, un'apocalisse. Ieri mattina stavo al bar mio, no? Caffè ristretta al signore, è il bar. E si avvicina Mirka, un amico mio con un sacco di conoscenze femminili, che mi dice: ma lo sai che c'hai un bel fisico? E te credo! Vuoi che ti organizzo un incontro? Con chi? Con chi? Con la tigre di Cremona. Con Mina! Un rendezvous con Mina! E se domani... ci sto! Allora firma qui. Oh, c'avevo pure la prenotazione, Ho firmato. Era un incontro, de pugilato. Attenzione, si incontrano sulla distanza di 8 riprese Felice Allegria di Roma, peso 48 kg, detto Felix. Io. E Amleto Bigattini di Cremona, peso 120 kg, detto il Tigre. È incominciato l'incontro. Mi è venuto addosso il tigre. Oh, è fermo, io manco la conosco, che i denti! Sono alla fine addosso le corde, mia madre mi ha visto e mi ha fatto: tiè, figlio mio, piede sta porta fortuna, ce n'hai bisogno. E mi ha dato un ferro di cavallo. Io non sapevo dove metterlo, ma lo so tenuto in mano. Si riavvicina il tigre. Valle, fermate! Che... Ho colpito, qui, è andato lungo per terra. K.O. L'arbitro se n'è accorto, mi è corso appresso, con l'altri, con i guardialini, e tutti i quinti appresso, i quarti, i quinti. Che corsa, che gola secca, che sete di acqua. Che vuol dire? Vuol dire Boario. Acqua pura, acqua viva, acqua Boario. Nella vostra vita un gusto limpido, il fresco sapore della sorgente. Ecco, dalla fonte in tavola. Boario frizzante e non gasata. Minerale Boario. Boario.